Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti al Piccolo TG, il TG del Piccolo Rifugio. Ciao Marisa. E buongiorno a voi. Quello che vedrete nel corso di questo breve notiziario è il frutto del laboratorio video che abbiamo portato avanti in questi mesi insieme agli ospiti del Piccolo Rifugio, nell'ambito del progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio, realizzato dall'Associazione Lucia Schiavinato grazie al contributo del Comune di Vittorio Veneto. Partner di questo grande progetto sono Anfas Sinistra Piave, la Tenda Multimedia, Giocatori in Scatola, Red Art Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, Fondazione Piccolo Rifugio e gli organizzatori della Little Run. Veniamo però al primo servizio di questo Piccolo TG. L'anno 2018, lo sapete, è dedicato alle celebrazioni per la fine della Grande Guerra. Anche qui al Piccolo Rifugio abbiamo dato spazio ad alcuni momenti di approfondimento sulla Grande Guerra, che sono culminati con la visita al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Via il servizio. Oggi noi del Piccolo Rifugio siamo venuti qui al Museo della Battaglia. Siamo qui con la direttrice del museo. Volevo chiedergli a lei qualcosa di questo museo. Intanto vi ringrazio della vostra visita, è sempre bello avere visitatori non solo da altre città e da altri luoghi, ma anche visitatori vittoriesi e visitatori così speciali come voi. Il museo è ricco a tantissime testimonianze, soprattutto della vita dei soldati semplici. Ha 3 piani e al primo piano viene raccontata la vita del soldato e quindi ci sono un sacco di oggetti che riguardano la vita nelle trincee, elmetti, fucili, bombe a mano, tantissime cose che testimoniano la vita dura che hanno vissuto in trincea. E poi anche tante testimonianze scritte, tanti diari dell'anno dell'occupazione, dal novembre 1917 all'ottobre 1918. Il museo raccoglie tantissime testimonianze che sono state raccolte da un donatore che si chiamava Luigi Marson e che ha combattuto, perché è stato anche lui un soldato, e ha combattuto sul Piave. E tutto quello che noi abbiamo qui dentro, meglio dire la maggior parte di quello che noi custodiamo qui dentro, è stato raccolto da questo ragazzo del 99. In quest'anno del centenario volevamo sapere se ci sono altre cose qui al museo. Al museo ci sono un sacco di attività proprio in onore del centenario e della fine della Grande Guerra a 100 anni di distanza. Sono tante e sono anche di diverso tipo. Ci sono delle conferenze che ci parlano della Grande Guerra, ma anche aggiornamenti di geopolitica e quindi che ci parlano della situazione attuale. Ci sono poi tante cerimonie ufficiali, come le cerimonie di assegnazione di cittadinanza onorarie in occasione dei raduni delle associazioni d'arma, e poi anche attività sotto la loggia con cinema, con teatro e tante altre iniziative, comprese anche delle mostre che si tengono sia nella sala ex poste del museo sia nella sala ex chiesa di San Paoletto. Perché ci consigli di venire a visitare il museo? Beh, prima di tutto perché è un museo che ci parla della Grande Guerra ed è uno dei musei più importanti d'Italia su questo tema. Secondo, perché poi Vittorio Veneto è stata coinvolta in prima persona come città nella Grande Guerra, perché qui è terminata la Prima Guerra Mondiale.
E poi anche perché non solo ci sono un sacco di materiali interessanti e molto belli da vedere, ma anche il museo è ospitato in un palazzo che è a sua volta un luogo da visitare, perché è un palazzo del 1500, è la vecchia sede della comunità di Ceneda e conserva 2 cicli pittorici molto belli, uno nella loggia, che è un ciclo pittorico di Pomponio Amalteo del 1500, mentre quello in cui siamo adesso in questa meravigliosa sala del Maggior Consiglio è un ciclo pittorico di Giovanni de Min, un pittore dell'800. Ringraziamo la direttrice del museo, linea allo studio. Rientriamo in studio e ringraziamo la nostra inviata al Museo della Battaglia. Marisa, ti è piaciuta la visita al museo? Sì, mi è piaciuto molto e non pensavo che fosse così bello e penso che per tutti noi di Vittorio Veneto sia un gioiello della storia della Grande Guerra. E voglio dire anche che ho visto la lunata degli Alpini, molto bella. E quest'anno stanno facendo veramente delle belle manifestazioni. Sì, tantissime sono le manifestazioni di questo centenario della Grande Guerra e ovviamente l'invito è quello anche ai nostri telespettatori di partecipare a queste manifestazioni e, perché no, se non l'hanno ancora fatto, di visitare il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Ne approfittiamo anche per ricordare un altro approfondimento sul tema della Grande Guerra realizzato qui al Piccolo Rifugio. Le 5 donne del gruppo Appartamento infatti a maggio sono state in viaggio al Vittoriale di Gardone Riviera, dove visse Gabriele D'Annunzio, il poeta che delle vicende della Grande Guerra fu a suo modo protagonista. Inoltre alcuni dei nostri ospiti ovviamente hanno partecipato ad alcuni incontri con gli educatori, lo state vedendo nelle immagini, in cui si è fatto un breve ripasso delle vicende storiche della Grande Guerra, un'occasione anche questa per rispolverare ricordi di scuola o memorie familiari. Eccoci rientrati in studio, adesso abbiamo qui Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao. Allora, cambiamo argomento e parliamo di teatro, perché grazie al progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio, l'associazione Lucia Schiavinato ha avuto la soddisfazione di poter sostenere tutti i primi nello sport, lo spettacolo teatrale che ha visto protagonisti uomini e donne del Piccolo Rifugio assieme agli studenti del Liceo Flaminio. Sotto la guida dei registi Silvio Pasqualetto e Federica Girardello dell'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, con questo spettacolo sono stati messi in scena i veri valori dello sport: la collaborazione, il gioco di squadra, il superare assieme le difficoltà, la voglia di sconfiggere i propri limiti prima ancora che l'avversario. E sono gli stessi valori che ci insegna anche l'incontro con la disabilità. Per questo progetto teatrale un grazie particolare lo dobbiamo ad una volontaria dell'Associazione Lucia Schiavinato, Alessandra Farolfi, e proprio dello spettacolo teatrale stiamo vedendo alcune immagini. Insieme verso il nostro obiettivo. E dal teatro passiamo ora ad un'altra iniziativa che ha coinvolto ed appassionato gli ospiti del Piccolo Rifugio. Stiamo parlando dei pomeriggi dedicati ai giochi in scatola, grazie alla partecipazione degli amici dell'Associazione Giocatori in Scatola di Vittorio Veneto. Per saperne di più, vediamo il servizio.
Siamo qui per intervistare la signora che ci ha portato con i suoi amici giochi in scatola per sapere cosa sono questi giochi che hanno portato al piccolo rifugio di Vittorio Veneto. Sì, io sono Giulia e sono qui a rappresentare la nostra associazione. Noi siamo un'associazione di promozione sociale che si è data come obiettivo la divulgazione del gioco in scatola. Quindi abbiamo fatto la prima giornata in cui con gli ospiti e gli operatori abbiamo insegnato dei giochi. Invece questa giornata è aperta a tutti, alle famiglie, ai simpatizzanti del piccolo rifugio e abbiamo giocato a vari giochi. Tu a che giochi hai giocato? Che così... Io ho giocato il gioco dell'oca con le carte belle grandi, con 6 carte a testa grandi con i dadi. E ho anche vinto. Bravissima. Prima volta che giocavo ho vinto, sono rimasta contenta e giocherò ancora. Bene, sono molto felice. Dixit è un gioco bellissimo che ha delle carte con delle immagini, delle illustrazioni davvero molto belle e stimola molto la fantasia, ecco. Ma allora chi è appassionato di giochi in scatola, dove trova questa associazione? Ci ritroviamo 2 volte a settimana al Circolo Arcidanzano e giochiamo noi proprio perché ci piace. Poi ci sono degli eventi che facciamo aperti, diciamo, al pubblico e in particolare il prossimo saremo in via Caprera e poi il 9 settembre a Ludica, che è il 3° anno nostro, a Cappella Maggiore nell'area attrezzata di via Masarè e faremo tutta un'intera giornata di giochi dalla mattina alla sera aperta a tutti quanti. Ringraziamo la rappresentante dell'associazione dei giochi in scatola perché è una cosa molto interessante e vedo che siamo in tanti qua al piccolo rifugio a farla e la faremo anche più avanti quando torneranno. Grazie. Eccoci rientrati in studio, siamo qui al Piccolo TG, altri 2 membri della redazione sono venuti qui a farci compagnia, siamo qui con Serena. Deborah. Ed ora voltiamo pagina e passiamo allo sport, in particolare ci concentriamo sul judo. Sì, perché in questi mesi al Piccolo Rifugio proseguivano le molte attività che la fantasia dell'equipe educativa e la generosa disponibilità degli amici organizzano per le donne e gli uomini con disabilità. Una di queste è il corso di judo. Da qualche anno, infatti, Enrica Cattai e Sergio Posocco del Kodokan Judo di Vittorio Veneto vengono gratuitamente a insegnare judo agli ospiti, ma più ancora che insegnare vengono a condividere la loro passione forte per il judo. E quando una persona condivide con te le sue passioni, certamente è un vero amico. Il servizio. Siamo nel piccolo rifugio di Vittorio Veneto, che il judo è importante anche per i deboli, è una specialità moderna per i deboli e non per i forti. E adesso vi do un po' di immagini del judo. Pronti? Pronti? Via! No! Noi siamo abituati a vedere il judo come attività sportiva, come disciplina sportiva, disciplina olimpica, però il judo va al di là di questo, è uno stile di vita, insegna ai ragazzi a stare sul tatami, ma insegna soprattutto a vivere a contatto tra di loro, a rispettarsi e soprattutto a volersi bene, che è la cosa più bella. Da quando frequento i ragazzi del piccolo rifugio ho imparato tantissimo e ho imparato tanto da loro. E questo è il bello del judo, che possiamo imparare da tutti e loro hanno dato una grande lezione che è veramente il senso di stare assieme e di volersi bene. È bello stare insieme con loro, ti danno tanto affetto, ogni volta sono felici di incontrarci e quindi è bello proprio poter scambiarsi anche momenti insieme di contatto e di gioco. Loro fanno l'attività che possono fare, degli esercizi anche di movimento, di contatto, anche le cadute, quelle che riescono a fare, ci adattiamo alle loro possibilità in modo che ognuno di loro abbia soddisfazione nella lezione di judo.
è tutto, gli passo la linea allo studio. E in questa intervista realizzata qualche mese fa abbiamo visto anche l'amico Bruno che ha partecipato ai primi incontri del laboratorio video e che sicuramente ci sta guardando da lassù. Stiamo per concludere questa edizione del Piccolo TG, il TG del Piccolo Rifugio, ma prima c'è spazio per parlare di estate e ovviamente di vacanze. 21 persone con disabilità, tra cui 15 ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, ad agosto trascorreranno una settimana felicemente a Caorle o a Auronzo, godendosi la spiaggia o le bellezze delle Dolomiti e tutte le gioie di una vacanza. Potranno farlo grazie ai volontari dell'Associazione Lucia Schiavinato, che da più di 20 anni, ogni estate, condividono una settimana delle loro ferie con le persone con disabilità. Ma possono farlo anche grazie alle più di 1000 persone che il 26 dicembre 2017 hanno partecipato alla Little Run, corsa o passeggiata di 6 o 15 km a Vittorio Veneto. Un grandissimo regalo al Piccolo Rifugio realizzato da un gruppo di volontari cappeggiato da Deborah Denardi e Alessandro Padovan. E anche la partecipazione alla Little Run degli ospiti del Piccolo Rifugio, assieme ai volontari dell'Associazione Lucia Schiavinato, è stata parte del progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio. Ci vediamo alcune immagini della Little Run e sentiamo in proposito il ringraziamento di Dino Mulotto. Ciao a tutti, stiamo organizzando i soggiorni estivi, ormai sono quasi tutti pronti per andare ai nostri soggiorni, che sono importantissimi per i nostri ospiti che abbiamo in casa, perché è uno dei momenti ai quali loro attendono anno per anno e già quando finiamo uno già chiedono dove andranno il prossimo anno. È una cosa importante alla quale riusciamo a farla grazie soprattutto ai volontari che naturalmente ci aiutano in questa difficile missione, perché portare i ragazzi disabili in vacanza, che è bello, però è anche impegnativo. È un momento importante per i ragazzi perché riescono a fare amicizia con i volontari, riescono ad avere quel momento di grande serenità alla quale loro ci tengono tantissimo. Insomma. Riusciamo a fare questo anche grazie ai fondi che Little Run mese di dicembre del 2017 hanno organizzato al giorno di Santo Stefano questa bellissima passeggiata e hanno raccolto questi fondi che ci permettono di poter quest'anno andare con tranquillità a questo soggiorno. E grazie anche a Dino Mulotto. Adesso ci hanno raggiunto Lara? Diego? Lara e Diego, a loro va il nostro ringraziamento, così come un grazie va a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento al laboratorio video. Un grazie va anche agli educatori e al personale del Piccolo Rifugio. Un grazie all'addetto stampa Tommaso Bisagno e grazie al Comune di Vittorio Veneto che ha finanziato il progetto Vittorio da noi, noi da Vittorio. Appuntamento alla prossima edizione del Piccolo TG.